Buona domenica alle amiche e agli amici in ascolto dal Pallalido di Valdagno, dove in questa fredda domenica novembrina racconteremo l'eterno scontro tra Valdagno e Matera, due squadre che negli ultimi anni si sono contese il titolo. Matera che ieri sera ha disputato e vinto la sua prima partita di campionato a Trissino, ha vinto 5-2, mentre il Valdagno è reduce dall'ultimo incontro con una bella vittoria contro Viareggio e allargando lo sguardo ad un contesto europeo. Il Molfetta è reduce dalla sconfitta rimediata contro le spagnole del Manlleu nel preliminare di accesso alla Champions League, e la squadra che perderà il confronto giocherà in VS Cup, dove il Valdagno è già iscritto e attende la vincitrice dello scontro tra le svizzere dell'Uttingen e gli inglesi dell'Ecu. L'andata ha visto la squadra svizzera vincere con un gol di scarto, e in caso di vittoria nella VS Cup per l'appunto di questo turno vi è l'accesso finale, l'accesso diretto alla Final Four. Questa trasmissione è possibile grazie a Marco Zen alla regia, Roberto Bauce alle telecamere, Remidio Zanuso al supporto tecnico e il sottoscritto Maello Giampaolo. Da segnalare prima di tutto la mancanza nella rosa del Valdagno per questa partita del portiere titolare Teresa Parlato. Vedremo chi la sostituirà. Arbitra l'incontro il signor Giacomo Vischio di Tiene, e restando in un contesto europeo, da una breve ricerca effettuata su internet, mentre il campionato italiano è composto solo da 5 squadre, in Spagna ci sono ben 14 formazioni iscritte al campionato femminile di Serie 1, 10 in Francia, 7 in Svizzera e ben 17 in Portogallo, divise in due gironi nord e sud. Vediamo la rosa delle giocatrici a referto. Intanto partiamo con il Matera allenata da Pamela Lapolla, Meneghello in porta, Giorgio Meneghello in porta, Pamela Lapolla, Tarrida Berta, La Macchia Luisa e Taccardi Rebecca. Poi siedono in panchina La Macchia Larissa e Rauci Alessia. L'allenatrice, come abbiamo detto, è la giocatrice allenatrice Pamela Lapolla. Il Valdagno, allenato da Davide Benetti, scende in pista con Zarantonello Sara fra i pali, Lorenzato Elisabetta, Rossetto Ludovica, Ghirardello Matilde e Orsato Anna. In panchina Bonato Nicole, Malagodi Ilaria, Cestonaro Chiara, Messora Teresa e Ferronato Giorgia. La partita è iniziata da appena 50 secondi. Il Valdagno si trova nella retroporta del Matera, centropista attacca il Valdagno con la Ghirardello, recupera Matera, La Polla, pericolosa la Polla, fermata dalla difesa del Valdagno, ancora fischia l'arbitro Vischio, interrompe il gioco. Imposta il Valdagno, Ghirardello, prova il tiro, ribattuto dalla Macchia che imposta il gioco. La Polla, che ricordiamo nel recente passato una straripante La Polla e una straripante Taccardi. Ancora Matera, La Polla, La Macchia tiene bene per il momento la difesa del Valdagno, che per un attimo riconquista sfera. Ancora Matera a far girare la pallina, centropista, La Polla cerca la compagna libera ma intercetta Orsato, contropiede del Matera,
diciamo che non ci sono grossi fasi di studio iniziale perlomeno. Tarrida cerca la compagna in area, la macchia, ma capisce tutto Ghirardello, Rossetto, si cerca sempre la compagna meglio posizionata, ancora Ghirardello, Rossetto, tentata dal tiro, lo prova alto. Riparte Matera dalla difesa, la Polla tenuta da Lorenzato, la Polla cerca di liberarsi, ci riesce, va in raddoppio Ghirardello, ancora la macchia, sbaglia sotto rete, riparte la difesa del Valdagno. È una sorta di cost to cost questo splendido della Rossetto, riconquista palla e si presenta tu per tu con Meneghello. Matera a reimpostare il gioco, Tarrida, la macchia sbaglia il passaggio per Tarrida, ma è lei sta Taccardi. Passano i 5 secondi, sfera al Valdagno che ripartirà con Orsato e Lorenzato. Rossetto si incunea, riprova il tiro, dice no Meneghello, ancora Ghirardello, occasionissima per Rossetto, brava Meneghello a dire no, bella occasione, sta giocando bene il Valdagno, ancora avanti con Ghirardello, la Polla riconquista palla, supportata da Tarrida, si lotta e commette fallo Orsato, avanti ancora il Matera con la Polla intercetta bene Lorenzato per un attimo, è stata più lesta Taccardi a scaricare alla compagna, riparte la Polla tenuta da Orsato, Tarrida, la Polla, la macchia. Sì, siamo a centropista, prova l'incursione Matera, sta cercando il pertugio prima per vie laterali, prova il tiraccio la Polla fuori misura, che però Taccardi nel frattempo sono trascorsi 45 secondi, riparte il Valdagno, Orsato, Ghirardello, non perde palla, ne salta due, retropassaggio, Lorenzato, Rossetto, Lorenzato, bello il gioco visto finora, ancora il tiro alto, Lorenzato sulla sfera, ma è la Polla a riconquistare palline, a far partire il Matera. 6 minuti assolutamente gradevoli per ora, io direi perfetto equilibrio. Taccardi, Tarrida tenuta da Orsato, siamo in retroporta, ancora Orsato, Matera, diciamo che la difesa del Valdagno è piuttosto alta e piuttosto aggressiva, prova il tiro la macchia e brava Zarantonello, ancora Matera, cade, attenzione, cade Taccardi, caduta, rivediamo, oddio, non si vede un granché,
La pallina non era, si sembra una caduta accidentale, infatti non c'è nessun, sì, forse una spinta di Rossetto, però non c'è nessun segno di nervosismo. Poi si libera, occasionissima per la Polla, tiro leggermente alto, ancora Matera avanti, Matera che prova con Tarrida, il tiro alto, Valdagno che riparte, Lorenzato ne salta una, Orsato, Ghirardello, Rossetto prova a inchinarsi, Ghirardello, bella l'azione, tiro fuori di poco e la Polla fa già ripartire Matera che è già dalle parti di Zarantonello. Ghirardello capisce tutto, riconquista pallina e riparte in contropiede. Siamo dalle parti della Giorgia Meneghello, retroporta e la difesa del Matera con la macchia fa ripartire l'azione offensiva, tentata dal tiro, preferisce passare la Polla che è un po' il fulcro del gioco del Matera. Sulla Polla c'è Ghirardello, Tarrida, pardon. Su Tarrida c'è Orsato, ora manovra del Matera in area del Valdagno che riconquista palla, prova l'assist, la neoentrata Messora. Rossetto con Lorenzato davanti alla porta per la deviazione, Matera ancora a reimpostare dalla difesa, la Polla. Intanto per l'appunto registriamo l'ingresso di Messora nel Valdagno, la Polla, la macchia, tiro fuori misura. Rossetto, Messora si incunea, Messora, no, l'arbitro dice che non c'è fallo, riparte rapido il Matera, la Polla, Taccardi, Tarrida, Taccardi, attenta comunque la difesa del Valdagno. Messora cerca di non farsi superare ed è brava Ghirardello a riconquistare palla, a far partire il contropiede, perde forse l'attimo su di lei la Polla che riconquista palla e la macchia. Taccardi su di lei Messora, riconquista palla, Valdagno prova il tiro fuori misura, Orsato bravissima a conquistare palla a centropista, a presentarsi a tu per tu con Meneghello, tiro fuori di poco. Siamo già dall'altra parte, diciamo che i ritmi sono senz'altro elevati, le occasioni di certo non mancano, considerando che sono passati appena 10 minuti, poco più dall'inizio dell'incontro. Incontro molto equilibrato, attentissime le difese, prova Messora a rubar palla alla Polla che deve inventarsi un numero, la macchia, la Polla, retroporta, sulla Polla Rossetto, si combatte, fallo di Ludovica sulla Polla, situazione falli, 2 falli il Valdagno, 1 il Matera. 0-0 ancora il risultato e ricordiamo che ieri si è giocato anche Viareggio Scandiano e ha vinto in trasferta 8-1 la Scandianese sul Viareggio. Valdagno che riparte, Ghirardello, Orsato, ma è Fantomas, Tarrida, ruba palla,
prova il tiro Zarantonello, brava a respingere, non farsi sorprendere. Ancora Valdagno in attacco, Orsato, Ghirardello si libera bene, preferisce scaricare su Rossetto, tentata dal tiro, viene a più miti consigli Ghirardello, non ci pensa due volte, bello il tiro, fuori di poco. Ancora Valdagno avanti con Orsato, ne salta una, prova a servire Messora in area, Messora cerca di cambiare il favore, Matera è già in area del Valdagno, bravissima a chiudere l'intercetto con un intercetto Rossetto. Matera ancora centropista, partita dai ritmi elevati. Tarrida su di lei Messora, Taccardi, fallo. 3-1, fallo Valdagno, time out chiamato dalla panchina del Valdagno da Davide Benetti. 13 minuti alla fine di questo primo tempo, assolutamente, sì, rivediamo qui qualche azione, assolutamente godibile, ritmi alti, partita più che equilibrata. Ci sono stati un paio di contropiedi, eccoli qui alcuni, del Valdagno assai pericolosi, tiri più forse fuori misura che non veri e propri miracoli o semimiracoli delle due portiere. Ricordiamo tra l'altro che oggi Valdagno manca di Teresa Parlato, al suo posto la Sara Zarantonello. Il gioco riprenderà con il Matera in fase d'attacco, con la macchia pronta a servire, presumo, la polla. Infatti Tarrida, la polla, Taccardi su di lei Lorenzato, per una Messora riconquista palla, parte in contropiede in solitaria, la ostacola Tarrida, raddoppio, e Messora bravissima comunque nel riconquistare palla. Ancora Matera avanti con la polla, Taccardi, Lorenzato, che intervento, riconquista palla, pressata dalla polla, cerca una compagna per liberarsi, sì, protesta un po' la centrale perché voleva il fischio di un fallo. Messora, passaggio lungo, Orsato si incunea, prova il tiro fuori misura, bella l'azione però in velocità. Messora a far pressing su Taccardi, ora l'arbitro fischia fallo commesso dal Matera. Rossetto, Orsato prova il tiro deviato, Messora la più lesta, ne ha due, la polla riconquista per Matera, ancora Messora contrasto. Tarrida, la macchia, Lorenzato sulla macchia, attenta Zarantonello in porta, la polla, retroporta, Lorenzato, bene la difesa del Valdagno con Lorenzato, Messora, Rossetto, che occasione, ancora Rossetto. Qui c'è un intervento, anzi un doppio intervento dell'ottima Giorgia Meneghello a sventare un grosso pericolo per la difesa del Matera. Il gioco interrotto dall'arbitro Vischio, riparte Matera con la polla. Tarrida, ancora Lorenzato, intervento in anticipo, tenta il tiro, purtroppo manca, e qui siamo il Matera in contropiede, eccezionale l'intervento, bravissima della Sara Zarantonello, a tu per tu con la polla, ma siamo già dall'altra parte. Messora, tiro fuori,
bravissima Sara Zarantonello nell'intervento, era tu per tu, Messora riconquista palla, l'assist in area per Orsato è fuori misura, ancora Valdagno a riconquistare palla però nella propria metà pista, sono passati 5 secondi e la sfera torna alle giocatrici di Matera. Sara Zarantonello si è trovata tu per tu con la Polla e un intervento di Gambale, si trattava di un segno di contropiede, intervento di Gambale che ha salvato il risultato, ha salvato la porta del Valdagno. 10 minuti e 30 alla fine, partita molto bella, molto godibile, molto veloce. Prova intanto qui il tiro a sorpresa da centropista, quasi la macchia fuori misura, riparte Orsato velocissima, siamo dalle parti di Meneghello, prova l'assist Lorenzato di un niente, manca l'aggancio sotto porta, qui si combatte, Lorenzato ne aveva due, la Polla e Taccardi subisce fallo, 3-3 intanto la situazione dei falli. Lorenzato batterà per Orsato, breve richiamo dell'arbitro Vischio alla Polla che aveva protestato. Orsato, Ghirardello prova il tiro a sorpresa, si infrange sulla difesa del Matera e Tarrida mi parte in contropiede, ribattuto da Lorenzato il tiro di La Polla. Lorenzato sulla Polla, Messora su Tarrida, ora Tarrida, Lorenzato prova ad anticipare la macchia, La Polla, attenzione alla girata improvvisa di La Macchia, fuori misura. Valdagno che riparte, l'appoggio per Lorenzato è un po' troppo lungo, un po' troppo fuori misura, passaggio di Rossetto, non importa, avanti così. Matera con La Polla, attenzione, stanno salendo un po' di giri, forse è tiro pericoloso, alto fuori misura. Ancora La Polla onnipresente, Ghirardello cerca di frenarla, si lamenta La Polla. Taccardi, Ghirardello prova l'intercetto, prova il tiro, tentata perlomeno dal tiro La Polla, capisce tutto Lorenzato, parte il contropiede del Valdagno con Orsato, tiro fuori. Matera, siamo già dalle parti di Zarantonello che salva su Taccardi. Si combatte in difesa al momento Rossetto sulla Polla, centropista, La Macchia prova un tiraccio, ancora Matera in pressione, Valdagno che gioca più di contropiede, si cerca di arrivare fin sotto porta della Zarantonello. Tarrida, La Polla, difesa del Valdagno pressoché impeccabile, cerca di prendersi quel metro per poter tirare Tarrida, respinta dalla difesa. Ancora Matera che sta sicuramente imprimendo una pressione non da poco sulla difesa del Valdagno. 7:30 alla fine, prova il tiro da centropista, La Macchia, molto insidioso Matera, palo del Matera. Ghirardello intercetta, non perderla, perfetto. Rossetto ne salta una, il rimbalzo favorisce La Macchia, La Polla, Orsato su di lei che commette fallo, nuovo time out chiamato ancora da Davide Benetti. 0-0 il risultato, mancano 7 minuti e 3 secondi alla fine di questo splendido incontro, molto emozionante, molto veloce, pochissimi gli errori. Se vogliamo è mancato proprio il gol e comunque è mancato forse
il passaggio finale sotto porta per la compagna più o meno libera. Questo vale ovviamente su entrambi i fronti. Situazione falli: Valdagno 4, Matera 3. Beh, piccolo dettaglio che forse non avevo specificato ad inizio partita: il Valdagno gioca in maglia completamente nera, mentre in maglia bianco-azzurra, che sono, o bianco-blu, che sono i tipici colori classici del Valdagno, gioca il Matera. Il gioco riparte con una punizione a favore del Matera. La Polla prova Taccardi, Messora riconquista palla, ne ha due addosso, ci passa in mezzo Messora, Ghirardello prova il tiro, brava Giorgia Meneghello. Valdagno cerca di ripartire in contropiedi rapidissimi, finora diciamo che ci sta anche riuscendo, perché in questi primi 20 minuti scarsi di primo tempo sono almeno 3-4 le occasioni. Certo che la pressione del Matera è sicuramente non indifferente. Ghirardello prova a difendere su Taccardi, la Polla a Messora che la difende, che la ostacola, la Polla, la macchia, rete del Matera a 6 minuti e 10 dalla fine del primo tempo. 1-0 Matera. Rivediamola, qui l'azione d'attacco, l'appoggio e la rete. Matera 1, Valdagno 0. Messora per il Valdagno, aia, perde palla, si invola la Polla, attenzione, bravissima, qui subisce fallo, però attenzione, bravissima, era stata Rossetto a impedire alla Polla di tirare, poi la Polla l'aveva spinta sulla balaustra, nulla è stato ravvisato dall'arbitro. La Polla, Taccardi riparte, Valdagno con Messora tu per tu con Meneghello. Eccezionale l'intervento di Giorgia Meneghello, grande occasione per il Valdagno. Intanto rivediamola, eccola qui a tu per tu, brava, bravissima Giorgia Meneghello. Riparte Matera con Tarrida, bravissima la Ludovica Rossetto ad anticipare la giocatrice di Matera e far ripartire l'azione. Orsato, Messora, bravissima in un paio di occasioni d'attacco. Lorenzato, Lorenzato, tenuta dalla macchia, Ghirardello. Intanto la rete del Matera è stata segnata da Taccardi e non dalla macchia. Orsato perde palla, Ghirardello si lamenta con l'arbitro per un fallo a suo dire subito. Matera in fase d'attacco, Lorenzato su la Polla, bella l'azione di velocità, la Polla era pressoché quasi smarcata in area, Ghirardello a tenerla e qui trova Tarrida, confusione in area, brava Sara Zarantonello a intervenire e a difendere la porta. Si ricomincerà con una palla a 2. Matera, Tarrida, attenzione, Lorenzato su di lei, la palla
Taccardi, la Polla, Lorenzato a difendere, velenoso il tiro, sorpresa forse un po' da Sara Zantonella, ma tiro fuori misura. Ghirardello, attenzione, attaccata, Orsato, defilata, bellissimo il tiro, si salva di casco la Giorgia Meneghello, sono almeno 3 se non 4, Messora ancora, serve l'assist in area per Orsato, Lorenzato, Ghirardello. Stavamo dicendo, vediamo se riusciamo a finire una frase di senso compiuto, la Meneghello ha sventato almeno 3-4 grandissime occasioni del Valdagno. Attenzione Orsato, non perdere quella sfera, Lorenzato su di lei, la Polla, Lorenzato, la Polla riparte, inseguita Ghirardello, prova a difendere, la Polla che giocatrice ragazzi, la macchia, Lorenzato a difendere, Taccardi, Tarrida prova a rubare Messora ha rubato 2-3 palline che si è involata da sola, splendida partita la sua al momento. Mancano appena 2 minuti e 44 alla fine dell'incontro, Matera 1 Valdagno 0, ma francamente se il Valdagno pareggiasse credo che non ruberebbe niente a nessuno. Partita assolutamente equilibrata, piena di occasioni da una parte e dall'altra. Certo, Matera ha anche un tasso tecnico diverso e ha esercitato una pressione sicuramente maggiore. Il Valdagno è stato pericolosissimo in contropiede, come in questo momento. Orsato ha cercato il passaggio smarcante Lorenzato, interviene 2 volte Meneghello a sventare. Intanto entra Rossetto nel Valdagno. Orsato, retroporta, la macchia capisce tutto, Messora ancora, la Polla, Tarrida, la Polla, attenzione, salta Messora, serve in area la macchia sola, che batte Zarantonello per il 2-0 a 2 minuti dalla fine. Bravissime le nostre, rivediamo l'azione. Bella azione precisa, la macchia era solo in area, però bravissime le nostre fino a questo momento. 5-3 la situazione falli. La Sara Zantonello su questo gol e anche sul precedente non ci poteva fare assolutamente niente. Si tratta di una serie di passaggi precisi, veloci, quindi time out intanto chiamato dalla panca del Matera. Bella partita comunque. Valdagno forse dovrebbe essere un po' più cinico. Sì. Valdagno forse dovrebbe essere un po' più cinico sotto porta. Messora, gran partita la sua, ha rubato 2-3 palline veramente importanti. Tarrida per Matera, onnipresente la Polla. Ancora Tarrida, la Polla, Taccardi, riconquista Rossetto, quasi un cost to cost, ha provato una sorta di alza e schiaccia, sarebbe venuto giù la centrale in caso di segnatura. Attenzione, piccolo inconveniente per la macchia, forse un colpo, è stata colpita forse dalla pallina.
gioco riparte con la polla per Matera. Tarida, la polla su di lei, Messora a tentare di rubare l'ennesima pallina, riconquista palla Orsato per il Valdagno. Orsato non perde sfera, Messora, ancora Orsato, chi si incunea, ne salta una, ne salta due, passaggio smarcato e Lorenzato, ancora in area Messora, Lorenzato, molto aggressiva anche la difesa del Matera, ancora Messora a recuperare l'ennesima pallina, Orsato prova la bomba, Rossetto fuori di poco, si lotta alla balaustra, Matera riparte, Taccardi, la polla. La macchia, la polla, 15 secondi alla fine. Primo tempo molto equilibrato e molto bello. Valdagno, a mio avviso, almeno un gol poteva serenamente segnarlo. Lorenzato, niente, finisce il primo tempo, Matera 2, Valdagno 0, situazione falli, 6 falli commessi dal Valdagno e 3 dal Matera. Ci sentiamo per il secondo tempo, a più tardi.
Rieccoci per il secondo tempo di questa splendida partita. Ghirardello farà ripartire Guadagno, Orsato, Ghirardello attaccata da due, fallo, no. Riparte Matera. Taccardi. Guadagno che si ripresenta per questo secondo tempo con Zarantonello, Lorenzato, Rossetto, Ghirardello, Orsato. Risponde Matera con Meneghello. Attenzione Valdagno, voilà, che tiro! Splendido, scattano gli applausi. E qui era un fallo piuttosto evidente. Rossetto, bellissimo il tiro. Una sorta di alza e schiaccia in movimento. Rivediamola. Tac, bravissima, bellissimo il gesto tecnico. E stavano dicendo Matera che riparte con Meneghello, La Polla, Tarrida, La Macchia, Luisa e Taccardi. Si riparte con Matera dalla propria area, La Polla, La Macchia, ancora La Polla, Lorenzato prova a fermarla, retroporta, cerca di liberarsi, cerca una compagna, perde pallina, ancora La Polla, Tarrida, Ghirardello su di lei, La Polla, Tarrida, sì, cercano di smarcarsi. Lorenzato bravissima a non farsi superare, Zarantonello brava a pulire, Ghirardello, parte il Valdagno, Lorenzato tentata dal tiro alto, se no c'era già Orsato pronta a raccogliere la sfera. La pallina è uscita dalla pista. Ricordiamo ovviamente Valdagno 0, Matera 2 per il gol di Taccardi e La Macchia. E ricordiamo anche la Giorgia Meneghello che ha salvato la porta del Matera in almeno 3-4 occasioni, dove la Messora, tra l'altro, bello il tiro di Orsato, ancora Meneghello a sventare. Stavano dicendo di Messora che ha rubato 3-4 palline, in un paio di volte si è trovata tu per tu con Meneghello. Manca forse l'ultimo passaggio, l'ultimo metro, ma per il resto partita incommiabile da parte dei ragazzi di Valdagno, veramente brave, pochissimi errori. Ghirardello trova Orsato, La Polla a ribattere, si combatte Orsato ruba palla Taccardi, ancora riruba Orsato. Anche lo spirito è molto importante, lo spirito guerriero, veramente alta l'intensità, alto il pressing. Anche adesso Rossetto, Matera prova ad avanzare, La Polla trova Tarrida in area, retrocede, Taccardi, La Macchia su di lei, Orsato, attenzione, si era liberata La Polla, riparte Valdagno, scambio Rossetto, Orsato, Rossetto, sventa tutto Meneghello, riparte Matera, Taccardi cerca l'ausilio di La Polla, su di lei Rossetto, marcatura strettissima, nuovo fallo del Valdagno, siamo a quota 7, prova il tiro fuori misura Tarrida, da terra prova La Polla che protesta per la seconda, no, per la prima volta, cartellino giallo, non blu, giallo. 7-4 la situazione dei falli.
Rossetto a far ripartire Valdagno, vicino a lei Orsato, in pressione ci sono già La Polla e Tarrida. 2-0 nell'hockey, i 2 gol di scarto sì sono importanti, ma mai dire mai. Orsato, Ghirardello, prestazione esemplare a mio modestissimo avviso di Ghirardello e anche di Messora, che ha rubato veramente 3-4 palline importanti. Prova il tiro da fuori, bello il tiro dell'Orsato, Meneghello attenta, riparte Matera ne ha sempre 2 addosso, però commette fallo Matera, riparte Rossetto e Ghirardello. Salta La Polla, Ghirardello fa una sorta di cost to cost, tiro fuori misura, Lorenzato non riesce ad arrivare in tempo per la deviazione sotto porta. Matera si ripresenta già dalle parti di Zarantonello. La Polla, Tarrida si cerca la compagna, ma è attenta alla difesa del Valdagno, cerca di farsi superare. Bellissimo l'intervento difensivo, qui non se le mandano a dire, bellissimo l'intervento difensivo di Orsato, ma tutta la difesa del Valdagno è sempre molto attenta, molto presente. Brava Zarantonello a ribattere, Ghirardello a ripartire, Lorenzato prova a superare di slancio Tarrida, ci riesce, un po' troppo decentrata, cerca la compagna in area Orsato, capisce tutto. La Polla, si riparte, ritmi veloci, un po' come nel primo tempo, partita godibilissima e gran ben giocata perché gli errori sono pochissimi da entrambi i fronti. La Polla, Tarrida, prova il tiro Taccardi, Rossetto riparte, Lorenzato al suo fianco, Rossetto prova un cost to cost. Sempre l'assist per Lorenzato, attenta alla difesa del Matera che è già ripartita, Ghirardello a bloccare la macchia, Tarrida, la macchia, attenzione in area, c'era Taccardi marcata da Ghirardello, no, qui ora Taccardi cade pressoché da sola. Infatti l'arbitro giustamente non fischia fallo. Messora prova l'ennesima rubata. La Polla tenuta da Orsato, però smanaccia un po' troppo. 8-6 la situazione falli, 8 Valdagno, 6 Matera, inusuale come punteggio. Falli Messora, se saltava l'avversaria aveva un'autostrada per Meneghello. La Polla Tarrida, su di lei Orsato, nuovo fallo Matera. Gioco interrotto dall'arbitro. 8-7 la situazione falli, sono tanti. Orsato, Messora prova il dribbling, perde palla, ne aveva 3. Tarrida, attenzione alla Polla, un po' troppo libera, liberissima invece Taccardi che prova a girarsi, è brava anche la Sara Zarantonello, per un niente Messora perde palla. Tarrida, ancora Tarrida, un'alza e schiaccia fuori misura, forse ha provato una cosa tecnicamente difficile, intanto il pubblico sprona, attenzione, sprona le proprie beniamine. Ghirardello in area per Rossetto, si pressa già Messora, già a pressare. Retroporta del Valdagno, si combatte tra Orsato e Taccardi. 8-8 i falli, fallo del Matera, Orsato,
fallo di Ghirardello. 9-8, 10-8. Cosa sta fischiando? Cosa ha fischiato? No, attenzione, stiamo facendo un po' di confusione. No, ho proprio fischiato 2 falli. Sì, la centrale non è propriamente d'accordo con quanto stabilito dall'arbitro Vischio, protesta anche. Ha fischiato 2 falli, sì, ha fischiato 2 falli a favore del Matera, 10-8, punizione di prima. Taccardi per il tentativo di trasformazione, vediamo Zarantonello, tanto le proteste continuano. Taccardi, 3-0. Ma rivediamo. Sì, bella l'esecuzione, precisa, finta e tac. Sì, diciamo ci sono stati quei 2 falli fischiati nell'arco di 2 secondi in continuazione, hanno portato il Valdagnino da 8-10, non si è ben capito. Messora, prova il tiro diretto, bello, improvviso, Meneghello sventa. 3-0 Matera. Orsato, Rossetto, trova il tiro, sotto porta si trova Ferronato, ne è entrata. Valdagno ancora avanti, Orsato, Messora, perde palla, Tarrida prova per la macchia, intanto si schianta la macchia sulla balaustra da sola. Attenzione che qui forse, rivediamola, tac, non frena e non sembra esserci nulla di grave, infatti si rialza serenamente. Time out, Valdagno, 10-9 situazione falli, 3-0 risultato per Matera, 17-09 la fine dell'incontro. Bella partita, forse il risultato, anzi senza forse, il risultato un po' troppo. Rieccoci. No, stavano dicendo Matera è sicuramente più talentuoso, per carità di Dio, ma insomma il 3-0 mi sembra un risultato piuttosto bugiardo per quanto abbiamo visto in questi. Bella l'azione, un po' forse solitaria di Rossetto, Messora, Orsato, questi tiri anche no, Tarrida la polla, Ferronato a difendere Orsato, ma è brava la macchia, Tarrida, la macchia, Messora, vai a riconquistare, attenzione a Tarrida, Orsato, Ferronato, no, accidenti, riparte Matera, Taccardi, brava, Rossetto, vai,
L'assist, niente, per Messora davanti alla porta, è proprio quel poco che ci manca per essere estremamente pericolosi e competitivi. Attenzione al Matera, sventa tutto la Sara Zarantonello, ancora Matera, Tarrida, Ferronato a difendere e a rubare. Orsato alla Tarrida, attenzione come si sviluppa l'azione, nulla avanti con Tarrida. E qui la Polla 4-0, contropiede Matera, Tarrida la Polla, gioco in verticale, la Polla libera, rivediamo, ecco qui, tac, verticalizzazione, la Polla libera, 4-0. Riparte Valdagno, Orsato, Ferronato, Lorenzato, parte il Matera, Tarrida, ancora Tarrida la Polla, 5-0, adesso hanno un po' sbracato, 15 minuti, un secondo alla fine, rivediamola. Nazione, sì, diciamo che nel corso di questi primi 25 più, sì, nella prima mezz'ora di gioco la Polla non ha mai avuto 2 metri di libertà d'azione, forse c'è stato anche forse dopo il 3-0 c'è stato un attimo di calo di attenzione, di dinamismo. Riparte Orsato, comunque risultato 5-0 assolutamente bugiardo rispetto a quello che si è visto perlomeno nella prima mezz'ora di gioco. Messora chiama palla Orsato, forse un po' troppo sola, cerca la collaborazione di Messora che commette fallo. La Polla, la macchia, sbaglia misura del passaggio, Lorenzato, Messora, che intercetto di Orsato, Ferronato prova a ripartire, Ferronato anticipata nel tiro e costringe Zarantonello a intervenire, brava, sempre attenta fuori dalla propria area per rinviare la sfera. La Polla, Taccardi, Lorenzato, dai, si riparte, Lorenzato cade, non è fallo. Tarrida, passaggio di 30 metri, Taccardi, brava Orsato a sventare una rete, ancora Tarrida, la Polla troppo libera, palo pieno, troppo libera, difesa da registrare, hanno troppo spazio, ancora la Polla. 6-0 Matera. Ora la supremazia del Matera e la propria capacità realizzativa è indubbiamente superiore. Rivediamola. Tanto spazio, però qui giocatrici con 1 metro di spazio, cosa che non avevamo visto né nel primo tempo e neanche all'inizio di questa ripresa. Forse la svolta della partita è stata quel doppio fallo, se vogliamo chiamarlo così, fischiato dall'arbitro Ischio nell'arco di 3 secondi, che ha portato il Matera a tanto cambio nel Valdagno, esce il portiere Zarantonello ed entra Nicole Bonato ed entra anche Cestonaro. Quindi entra Nicole Bonato, numero 51, si accomoda in panca Zarantonello, che comunque i suoi interventi li ha fatti, i gol non sono colpa sua.
Dopo il 3-0 c'è stata troppa libertà difensiva, d'altronde è anche facile parlare da qua. 13-20 alla fine, 11-9 la situazione falli. Non ricordo di aver mai visto una partita di hockey femminile con 20 falli a 13 minuti dalla fine. Orsato prova il tiro, Meneghello sempre attenta, prova la ribattuta Ghirardello, ma è la Polla a riconquistare. La Polla è una giocatrice incredibile, c'è poco da fare. Tarrida blocca Bonato, brava. Ghirardello a far ripartire, no, palla 2. Taccardi, Tarrida, la macchia, la Polla, Tarrida, ora la Polla, poi la deviazione pericolosa per Valdagno. Qui cade Orsato, la macchia, la Polla, Ghirardello fa su la sfera, riparte, Orsato, prova il tiro, devia la macchia, la Polla. Si gioca anche l'intensità, forse è un po' calata, beh, ovviamente sul 6-0 Matera, ricordiamo che ha giocato anche ieri a Trissino vincendo 5-2. Prova una sorta di tiro al volo la Polla, Ghirardello ruba la Polla, Tarrida, bravissima la Nicole Bonato a sventare una deviazione involontaria della Chiara Cestonaro. Palla 2, Cestonaro, no, la più veloce la Polla. Gioco interrotto, in parte Matera, in zona d'attacco, brava Orsato, si lamenta la centrale, Tarrida, la Polla 7-0 Matera, rivediamola, è stata lesta e brava a superare la difesa, sì, rapida, da retroporta a girarsi, trovarsi a tu per tu con la Nicole Bonato e bollare 7-0. Beh, mai, onestamente, alla fine del primo tempo mai avrei pensato ad un epilogo del genere. Riconquista di forza e carattere, la sfera, Rossetto, Lorenzato, Rossetto, Ghirardello, Rossetto, Ghirardello prova il tiro da fuori, Tarrida, la macchia, Tarrida, Taccardi, la Polla, che giocatrice. Tra Taccardi e tra la Polla e Tarrida gira il 99,99 periodico delle sfere del Matera.
La macchia, qui Ghirardello finisce a terra, l'arbitro non ravvisa nessun fallo, riparte Rossetto, scivola sola, no, scivola via, spinta, 10° fallo Matera. Valdagno avrà l'occasione di segnare il gol della bandiera. Ricordiamo nel primo tempo le 3/4 occasioni avute in contropiede da Valdagno tu per tu con Meneghello, in modo particolare le sfere rubate da Messora. Ed ora Rossetto, tentativo di trasformazione, Ludovica, parte, ha provato a far sedere Meneghello, tiro fuori misura, uscito di lato di qualche centimetro. Tanto entra anche la Ilaria Malagoli, del numero 4. Matera avanti, brava Bonato a respingere, e a secondo intervento in pochi secondi riparte Cestonaro e Meneghello. Ragazzi, che portiere però, avere come esterni la Polla e Tarrida e in porta Meneghello, tanta roba. Malagoli, interviene la macchia, bravo il gioco di finta di Rossetto. Malagoli, niente, Lorenzato con calma, Cestonaro, Rossetto, gran partita anche di Rossetto. Poi là, qui si scontrano Malagoli e la Polla. Rossetto, l'ultimo metro, l'ultimo mezzo metro è tabù. La Polla, Taccardi, ancora la Polla, brava di casco la Bonato. Un motorino inesauribile la Polla, ancora a girare, far girare sfera. Tarrida, Rossetto a difendere, cerca la combinazione. Cos'è? Rigore? Cartellino? Cos'è? Giallo. Rivediamo. Ma tra il mostro di Loch Ness e la vita su Marte, ma vabbè. Rigore per Matera. Pulizia della visiera e sorso d'acqua per Nicol Bonato. La numero 8, Raucci, tentativo di trasformazione per Alessia Raucci, la ferma, ribatte Bonato, brava Raucci, riconquista Malagoli, Tarrida, (6:50 alla fine). Brava ad uscire Bonato con la stecca, impreciso il passaggio però di Malagoli per Rossetto. La Polla, penso non sia mai stata sostituita la Polla nel corso dell'incontro. Ricordiamo che Matera ha giocato e vinto ieri a Sera a Trissino 5-2. Brava Malagoli, ma ruba. Fallo Matera, 11-11, situazione falli.
Bravissima, bella l'azione di Cestonaro, salta un'avversaria, prova il tiro di poco alto all'incrocio dell'ottima Meneghello. La Polla. Raucci. La Polla. Orsato ha provato a servire Rossetto e qui siamo all'8-0, ribaltamento di fronte. Rivediamo l'azione. Parte il contropiede, verticalizzazione e rete di La Polla. 5. Quinta rete di La Polla. Cestonaro. Cestonaro. Parte Matera con La Polla, ci ha provato a servire Raucci, Malagoli, Ghirardello, non controlla Malagoli, riparte il Matera, Ghirardello a riconquistare, Cestonaro, Cestonaro riconquista Matera, Girardello, Orsato, Cestonaro, niente. Meneghello, muro invalicabile. Recupera, sbaglia l'assist, bellissima l'azione di recupero di Orsato che ha servito a Ghirardello e ha mancato l'aggancio finale. È la maledizione degli ultimi 50 centimetri. Malagoli, Ghirardello, brava a saltare un avversario, forse un po' troppo sola, c'è in area Orsato, capisce tutto la difesa del Matera che riparte con Taccardi, la macchia, Taccardi, scambiano le due, 3 minuti e 20 alla fine dell'incontro. 8-0 Matera, francamente risultato molto abbondante in maniera non particolarmente corretta per quello che si è visto in pista, è ben inteso, perlomeno nei primi 30-35 minuti. Ripeto, secondo me la svolta è stato quel doppio fallo fischiato in 3 secondi che ha portato il Matera, Valdagno e 10 falli e Matera a tentare, cosa che è riuscita il 3-0, brava! Intanto la Cestonaro, tiro bellissima rubata di Orsato, niente, c'è proprio la maledizione dell'ultimo passaggio, dell'ultimo metro. Ghirardello a combattere, comunque una cosa, un valore aggiunto di questa squadra che combatte sempre anche se mancano 2 minuti alla fine, anche stai perdendo 8-0. Orsato, Meneghello incredibile, qui proviamo l'alza e schiaccia addirittura con la macchia, brava Bonato a respingere.
Ancora Valdagno avanti con Cestonaro che ha provato il tiro. Bonato a pulire, Cestonaro, retroporta, avanza, Ghirardello, l'ultimo passaggio per Malagoli che era stranamente sola, prova la bomba da fuori. Orsato, bella la sua partita, anche quella di Messora, anche quella di Rossetto, Ghirardello, cioè, francamente critiche che una persona un minimo coscienziosa possa muovere alla squadra di Valdagno io francamente non ne vedo. Si è un po' sbracato per qualche minuto dopo il 3-0, vabbè, però insomma. ...50 secondi alla fine, Matera che presumibilmente finirà in attacco, tanto è entrata Larissa La Macchia, riconquista Malagoli, Ghirardello, salvifico l'intervento di Taccardi che ci fa quasi una sorta di cost to cost. Mm. ...26 secondi alla fine. Ci avviamo alla conclusione di questa partita. 8-0 Matera. Valdagno che finisce avanti con Ghirardello che ha provato il tiro da fuori, ancora Ghirardello, lascia Orsato fuori misura, finisce l'incontro, squadre applaudite, Matera 0 Valdagno 8. Un saluto da Valdagno, ci sentiamo alla prossima.